mappamondi senza lacrime e confini, cuori e continenti in armonia, scienza e non follia. Sogno che la gente attraversi il mare per la voglia di viaggiare, non per fame. Eccoci, siamo qui a Campolongo Tapogliano, il comune è un comune che ha origini venete, si trova nella bassa friulana, nei pressi di Cervignano, Aiello del Friuli, a pochi chilometri da Villesse. È un comune di circa 1200 abitanti, nasce dalla fusione tra i comuni di Campolongo, Altorre e Tapogliano, fusione che è avvenuta nel 2009 e che ha portato appunto alla costituzione di un'unica entità amministrativa. È un comune di origini prettamente agricole, in realtà ormai l'agricoltura è un'attività residuale, resta comunque un bel comune con diverse particolarità da scoprire, come le chiese, gli altari e tutti i percorsi che oggi andremo a vedere durante la gara. Per la voglia di viaggiare, non per fame o per scappare via. Siamo vivi adesso e il traguardo non è l'aldilà. Fammi sognare ancora, e anche tu che sei qui davanti. Dobbiamo sognare ora, siamo fragili sì, ma tanti, tutti quanti compagni di strada, più felici e scontenti che mai. Questa vita è un'onda che ci porta via, che può cancellarmi al primo crocevia. Ma finché si può, fin quando si può, fammi sognare ancora. Sul percorso della sesta marcia del Dono si trovano anche le trincee difensive della quinta e sesta linea difensive volute da Cadorna per evitare un'eventuale rotta del fronte. Ma siamo qui vicino ad alcuni rievocatori storici a cui passo la parola per descrivere le loro divise e i reparti di appartenenza. Prego. Allora, sono Agostini Marco, sono presidente dell'associazione storico-culturale Fronte Orientale. La nostra associazione si occupa di rievocazioni storiche della prima guerra mondiale. La mia uniforme rappresenta un ufficiale austriaco del reggimento di artiglieria, dell'8° reggimento di artiglieria di Gorizia. All'epoca aveva sede in Gorizia, in viale Trieste. Si può distinguere il reparto dalle mostrine color rosso e il grado anche dalle mostrine, praticamente con le stelle che sono diverse dal soldato di truppa. Per esempio il qui presente Massimiliano, che rappresenta il 20° battaglione Feldjäger di Cormons. Era un battaglione praticamente di ciclisti e mitraglieri che si trovava a Cormons all'epoca, logicamente. Subito dopo abbiamo Stanis, che rappresenta un sottotenente di fanteria e precisamente della Padova. Si distingue della Padova perché le mostrine erano diverse anche per i reparti italiani. Color nero e color verde rappresentava la Padova e il numero 117 dello stesso reggimento. Subito dopo invece abbiamo il Vittorio, che rappresenta i reparti arditi che sono stati fatti nel 1917. Si distinguevano diversamente dal soldato di fanteria per la giacca, che era aperta alla modo di bersagliere ciclista, in questo caso il momento è chiusa comunque, e le mostrine nere, le famose fiamme nere si chiamavano. Il cappello con il fez, il pugnale d'ardito, la mantellina, e il resto era assolutamente tutto uguale, non cambiava assolutamente niente. Molto bene, è stato molto interessante scoprire questi particolari e ci vediamo alla prossima tappa.
gente, vedo amici rimanere, amici oltre ogni guerra, voci di bambini dire no e aggiustare il mondo senza aiuti dal cielo si può. Siamo sul percorso della sesta marcia del dono, siamo nel ristoro di Pelos, siamo qui con la signora? Claudia. Da dove viene, signora? Da Pasian di Prato. Le piace la corsa? Bellissima. Mi fa molto piacere. Un bel percorso. Grazie. Di montagna. Grazie. Qui gioco in casa, Marzia è amica mia. Grande sportiva, indubbiamente. Beh, ti piace la corsa? No. Bene, non male. Comunque ti stai divertendo? Sì, sì, tanto. Bene, può andare così, direi. Guardare il futuro in faccia e fammi sognare ora l'universo fra le tue braccia, come quelli che a più di 100 anni corrono dietro alla felicità. Questa vita è un grammo dell'eternità. Domani è un giorno nuovo, non solo un giorno in più. Ok. Lì a Tapogliano com'è? Tutto a posto o cambio? Sì, tutto tranquillo, qua stanno procedendo, spediti, ogni tanto nessuno si è lamentato, ma sembra tutto bene. Ok, ci sentiamo dopo, chiudo? Guardare il futuro in faccia e fammi sognare ora l'universo fra le tue braccia, come quelli che a più di 100 anni. E siamo a Cavenzano, nel comune di Campolongo Tapogliano. Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria Assunta. Qui possiamo ammirare diversi lavori di pregevole fattura del XVIII secolo e dell'inizio del XIX secolo. In particolare però sono interessanti due di queste opere. L'altare della Madonna, dove appare a San Francesco di Paola e a San Lorenzo, e l'organo della chiesa. La pala d'altare ha una storia molto interessante. Si tratta di una copia di un'opera di Gian Domenico Tiepolo, figlio del più famoso Giovan Battista. Non si sa con precisione se l'originale fu un dono della famiglia Antonini, principale proprietario terriero di queste parti, alla chiesa di Cavenzano, oppure provenisse dal soppresso convento domenicano di Aiello. Nella seconda metà dell'Ottocento, nel 1880, fu venduta per la somma di 6.000 lire d'oro, non prima però di essere sostituita con una copia eseguita dal pittore ritrattista goriziano Valentino Pagon, che possiamo ammirare ancora oggi. L'organo, che si può ammirare sopra l'ingresso della chiesa, proviene invece quasi certamente dal convento domenicano di Aiello. La datazione è incerta, ma pare che i frati l'avessero acquistata alla fine del Settecento di seconda mano e risalisse almeno all'inizio del Seicento. È senza dubbio un pezzo di pregio, restaurato nel 1814 dal rinomato maestro organaro di Gradisca Antonio Bossi. Si trova la traccia anche sulla tastiera dell'organo. Alla metà del 70 dello scorso secolo è stato completamente restaurato dal maestro Gustavo Zanin, dell'omonima famiglia organara di Codroipo. I mantici oggi funzionano elettricamente, ma Gustavo ha voluto mantenere lo strumento quanto più integro possibile, testimoniando bellezza e importanza di un organo che probabilmente supera i 400 anni di età. Questa vita è un grammo dell'eternità, domani è un giorno nuovo, non solo un giorno in più. Il viaggio a metà. Ma fammi sognare ancora.
Bene, siamo arrivati al termine della sesta marcia del dono qui a Campolongo Tapogliano. Marcia che è nata per sostenere l'attività di donazione del sangue. Non a caso siamo di fronte all'autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Quindi l'invito della marcia è proprio quello di donare sempre di più e di essere vicini alle persone che hanno bisogno. La marcia si è conclusa con circa 700 iscritti. Vi aspettiamo alla prossima marcia non competitiva che si terrà a Rivignano di Teor, la marcia intitolata alla scoperta del fiume Stella, con marcia non competitiva di 6, 12 o 21 km, con partenza alle 9 o alle 10 e vi aspettiamo numerosi alla prossima marcia.